Allora io mi sono fatto prendere un attimo dal nervosismo e sono corso in mezzo al campo dall'arbitro e l'ho insultato un paio di volte e dopo gli ho buttato via i cartellini e dopo i miei compagni mi hanno portato via negli spogliatoi e è finito tutto là. Era lo scorso marzo quando tre ragazzi aggredirono l'arbitro nel corso di un match valido per il campionato juniores tra il Laguna Venezia e la Luparense. Inevitabile la squalifica, ma singolare anche la pena inflitta dalla loro società di appartenenza. Hanno diretto e dovranno ancora dirigere i tornei riservati ai bambini. Diciamo che ho preso tante parole sia dai ragazzi che dai genitori e non è facile essere l'arbitro, diciamo. Fare sport, imparando le regole della vita e del rispetto, è la filosofia della Laguna Venezia, la seconda società calcistica del comune, che conta 500 tesserati e 20 squadre giovanili. Il nostro compito è quello di insegnare determinate cose che possono essere utili poi per la vita, quindi la scuola come lo sport, in questo senso. Il club, nato dalla fusione di tre società, Alvisiana, Muranese e Serenissima, e presieduto da Stefano Castagna, ha anche una prima squadra iscritta al campionato di promozione. Obiettivo play-off, forse con un piccolo sogno nascosto in fondo al cuore, quello di arrivare nell'arco di pochi anni a disputare il derby con il Venezia.